Fronte compatto del Tigullio per fermare il trasferimento della Astore di Casarza Ligure. Oggi l'incontro dei lavoratori con il Vescovo, lunedì seduta congiunta dei consigli comunali della Valpetronio. A lezione di olio di oliva, giornata speciale per gli alunni della scuola primaria di Via Lombardia Sestri Levante. Questa mattina la raccolta delle olive nell'orto didattico, nel pomeriggio la visita al frantoio. 135 anni eppure si riparte. La Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto di Chiavari ha festeggiato lo storico traguardo. Guardando al futuro, l'attività riparte dai giovani e dal lavoro. Sestri incorona i nonni dell'anno. Giorgia Santini, Sergio D'Urso, Franco Bampi, Vito Molinari premiati dall'Associazione Euleudo per l'impegno nella promozione della cultura locale. Ancora un rinvio per la decisione del TAR sulla riammissione della Virtus Entella in Serie B. Continua il braccio di ferro con Lega e FIGC. Intanto tifosi entusiasti della presenza al comunale di Antonio Cassano. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Temi del lavoro in apertura nel nostro telegiornale perché continua la mobilitazione di tutto il territorio del Tigullio per la Astore di Casarza Ligure. È convocato infatti per il lunedì prossimo, 15 ottobre alle 21 a Villa Sottanis, il Consiglio Comunale congiunto con le amministrazioni di Casarza Ligure, Sestri Levante, Moneglia e Castiglione Chiavarese. Al centro della seduta l'avvertenza legata alla società che ha annunciato la chiusura del polo produttivo della Valpetronio e il trasferimento dei lavoratori a Casella. Sentiamo. Ulteriore passo in avanti per alzare il livello della discussione. Ci vedremo lunedì prossimo, 15 ottobre alle ore 21 a Villa Sottanis. Tutti i consiglieri della Valpetronio, i sindaci, ho invitato i parlamentari del territorio, i consiglieri regionali, logicamente ci saranno i lavoratori, i sindacati, abbiamo invitato anche Confindustria e anche l'azienda perché vogliamo veramente cominciare a discutere con l'azienda. Tutte le iniziative che abbiamo fatto sono finalizzate a scongiurare il trasferimento della Astore da Casarza a Casella che causerebbe praticamente la perdita di 55 posti di lavoro con altrettante famiglie. Settimana scorsa lo sciopero dei lavoratori, una mobilitazione che comunque dura da settimane. In tutto questo lasso di tempo l'azienda si è fatta sentire. L'azienda non si è fatta sentire, questa è una cosa grave. Questa settimana, giovedì, gli assessori regionali allo sviluppo economico e al lavoro sentiranno l'azienda, questo primo quindi abboccamento, ma l'azienda ha in questo periodo, e lo sappiamo, ascoltato la mobilitazione del territorio, per cui crediamo che tutto il lavoro che è stato fatto non sia vano, ci sono ancora delle speranze, vogliamo continuare a lottare insieme ai lavoratori e adesso è arrivato il momento di discutere, sederci a un tavolo con l'azienda per far sì veramente che questa scelta scellerata di trasferire l'Astore da Casarza a Casella venga scongiurata. L'azienda risiede sul comune di Casarza Ligure ed è questo comune che mette sul tavolo alcune proposte per far cambiare idea all'azienda. Sì, noi siamo disponibili fin dall'inizio a vedere con l'azienda se ci sono delle possibili riduzioni delle imposizioni comunali, che però ricordo sono ben poca cosa. Crediamo che non sia questo il problema purtroppo, ma sia un problema ben più grande, è una multinazionale, fanno delle scelte che cadono sul territorio senza pensare a questi che sono i costi minimi per un'azienda, per cui noi mettiamo sicuramente sul tavolo questa iniziativa, ma crediamo che ci debba essere un'iniziativa politica di più ampio respiro, perché oggi è in discussione Casarza, domani sarà in discussione anche Casella, il rischio è di perdere proprio questa azienda dal territorio della città metropolitana. E questo pomeriggio una delegazione dei lavoratori dell'Astore di Casarza Ligure, accompagnati dai responsabili di CGIL e CISL del Tigullio, hanno incontrato il Vescovo. Monsignor Alberto Tanasini, pur essendo informato sulla situazione dell'azienda dai media, ha voluto sentire direttamente da loro gli aggiornamenti sull'avvertenza in corso. Il portavoce dei 44 dipendenti ha spiegato come sia insostenibile per le famiglie residenti in Valpetronio la richiesta dell'azienda di trasferire le produzioni a Casella,
Casella, nell'entroterra di Genova, a più di 70 km di distanza dall'attuale sede di Casarza. È stato chiesto al pastore della diocesi di farsi portavoce di queste preoccupazioni direttamente nei confronti dell'azienda. Il vescovo, da parte sua, ha ribadito l'attenzione della Chiesa chiavarese nei confronti del mondo del lavoro, ha capito e sostiene l'esigenza delle famiglie e dei lavoratori di restare sul territorio e ha sottolineato come la chiusura di un'attività che funziona molto bene impoverisce il territorio nel quale si trova inserita ormai da anni. Andiamo a Genova adesso, via 30 giugno, la strada sotto il ponte Morandi può riaprire con una strettoia. Lo ha deciso il GIP Angela Nutini, che ha raccolto la richiesta del commissario per l'emergenza Giovanni Toti. Il giudice ha stabilito che la strada, delimitando la zona dove ci sono i reperti, possa riaprire. Via 30 giugno è un'arteria di collegamento per la Valpolcevera, il centro lungo la sponda destra del torrente. Per i cittadini renderla transitabile può contribuire sensibilmente al miglioramento della viabilità, togliendo dall'isolamento le attività commerciali che si trovano nella periferia nord del viadotto. Da oggi stiamo lavorando per liberare la strada e poter riaprire. Spero di poter lavorare durante il weekend ed essere pronti lunedì mattina. Queste le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova, nella sua prima seduta del Consiglio Comunale nella veste di commissario straordinario per la ricostruzione. Intanto oggi a Genova, ai piedi del ponte crollato, è arrivata la nazionale di calcio italiana. Pochi minuti dopo le 17 i giocatori della nazionale sono giunti nei pressi del Morandi e hanno deposto una corona di fiori, notizia che leggiamo sul sito di ANSA. Il pullman della nazionale si è fermato a circa 300 metri dal luogo della tragedia. Gli azzurri hanno proseguito a piedi, la squadra si è raccolta in silenzio per qualche istante in memoria delle vittime. Davanti alla delegazione l'ex portiere del Genoa Perin e l'attaccante della Sampdoria Caprari. Torniamo adesso sul nostro territorio. Come si fa l'olio di oliva dalla battitura alla raccolta fino ad arrivare alla spremitura delle olive al frantoio? Una giornata molto particolare, quella che hanno vissuto questa mattina gli alunni della scuola elementare di via Lombardia a Sestri Levante. Seguiti dalle insegnanti, dai soci della cooperativa Olivicoltori Sestresi e da alcuni nonni, i bimbi hanno fatto lezione in un'aula molto particolare, il loro orto didattico. Vediamo com'è andata. Cos'è, una rete questa? Sì, Cosa ci cade dentro? le olive. Un momento per imparare divertendosi questo. Certo, sono coinvolti tutti ed è un lavoro interdisciplinare. I bambini possono poi raccontare quello che hanno fatto questa mattina. C'è tutto il lavoro del discorso sul territorio che è molto importante, il ritorno all'agricoltura che veniva un po' a mancare nelle nostre zone. Molti bambini questa mattina hanno detto: ho deciso che sarà il mio lavoro da grande, crediamoci. Vabbè, è un buon segno questo. Sarà proprio così, ma fra 250 circa di via Lombardia e una ventina del capoluogo, fra tutti questi bambini forse qualcuno frequenterà l'agrario e ce lo ritroveremo fra qualche anno a fare l'olivicoltore. Ogni tanto cadono però, ma non fanno mai. E poi le state raccogliendo. Che cosa si fa poi con le olive? Ci facciamo l'olio e le portiamo al frantoio. Ci sono anche i nonni questa mattina? Questa mattina sì, anche altre mattine. Per fortuna ci siamo anche noi, dai. Com'è lavorare con i nipoti? È una cosa meravigliosa, guarda. È più quello che si riceve che quello che si dà. Quali sono i soggetti coinvolti questa mattina in questa iniziativa che vede protagonisti i bimbi delle scuole? Sì, innanzitutto loro con i loro insegnanti sono, credo, la parte il soggetto principale coinvolto in questa manifestazione, chiamiamola così. E ci sono la cooperativa Olivicoltori Sestresi con il presidente e vicepresidente, c'è il servizio di manutenzione del comune con Danilo che ci sta dando una grossa mano. E poi abbiamo i ragazzi anche da Marco Polo quest'anno, è la prima volta, mi fa piacere, abbiamo avuto anche i ragazzi di Marsano negli altri anni. Insomma, questo è il quarto anno di fila che riusciamo a riproporre questa giornata che diventa non solo un motivo così per fare l'olio per la scuola, che poi viene assaggiato ovviamente in tutte le scuole primarie del comune di Sestri Levante, ma anche poi ovviamente durante la manifestazione Pane e Olio che si tiene ai primi di dicembre, così di modo che i bambini hanno modo di vedere tutto il ciclo completo dall'oliva all'olio.
Il gruppo Libera Rapallo chiede provocatoriamente alla Regione Liguria di commissariare gli interventi sul torrente San Francesco. La richiesta è motivata dalla lentezza nell'esecuzione dei lavori e il crescente disagio in città che per il gruppo politico è imputabile all'amministrazione comunale. Per questo, visto che la Regione è cofinanziatrice dell'opera, viene formulata la richiesta all'assessorato ai lavori pubblici affinché assuma una posizione di controllo e verifica per portare all'ultimazione l'importante opera pubblica. E il capogruppo del PD, la città di tutti, Lino Cama, ha presentato un'interpellanza urgente al sindaco di Chiavari in merito alla gestione dei rifiuti nelle frazioni, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. La raccolta nelle zone periferiche, rileva Cama, sembra non interessare questa amministrazione visto che nulla è cambiato dalla precedente segnalazione risalente a novembre scorso. Il fenomeno diffuso è quello dell'abbandono di rifiuti ingombranti a fianco dei bidoni. Con una documentazione fotografica il consigliere di minoranza sottolinea anche la presenza di una sorta di discarica in prossimità di una struttura fatiscente di una vecchia fermata dell'autobus. La richiesta all'amministrazione comunale è di intervenire per rimuovere l'esistente e verificare le cause di tale disagio. Ora parliamo della Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto di Chiavari, che ha compiuto 135 anni. Domenica si è svolto un momento di festa con la messa, un convegno sulla storia del sodalizio e il pranzo insieme. Vediamo. Il 28 agosto 1883, nell'ex chiesa dei Filippini di Chiavari, 30 volontari e 3 sacerdoti fondarono la Società Operaia Cattolica. Improntata al mutuo soccorso, la intitolarono a Nostra Signora dell'Orto. Sono passati 135 anni, un lungo cammino di bene, tant'è vero che il sodalizio ha celebrato il suo passato guardando al futuro, come se l'età non pesasse affatto. È una realtà della diocesi chiavarese e questo è un aspetto, ma le società operaie cattoliche nascono anche dal mondo del lavoro e adesso dobbiamo ritornare, quindi rimettere in campo le società operaie cattoliche con la loro formazione che ha radici nella dottrina sociale della Chiesa, riavvicinarle nuovamente al mondo del lavoro, ai giovani che sono in azienda, agli imprenditori, a tutti coloro che si riconoscono nei valori cattolici. Negli ultimi anni le società operaie si stanno aprendo, coinvolgono i giovani, appoggiano progetti concreti di sostegno. Anche Chiavari ne sta beneficiando. C'è stato un po' di nuove iscrizioni, quindi quel rinnovo generazionale che avevo chiesto sta avviandosi lentamente e spero sempre nel tempo di migliorare. La festa ha vissuto domenica 3 momenti, la messa in cattedrale, il convegno in società economica e il pranzo. Durante l'incontro culturale Fabio Guidoni ha sottolineato l'impegno solidale dello storico sodalizio. È una società che ha avuto molti presidenti vicini ai poveri, però persone che contavano, che avevano ottimi rapporti con l'amministrazione comunale, con la curia, perché la solidarietà non è soltanto un gesto singolo, ma deve essere probabilmente accompagnata, diventare un po' una catena. Ecco che allora diventa la carta vincente del sodalizio. 135 anni eppure si riparte, con l'invito a non perdere l'entusiasmo e i valori degli inizi. D'altro canto, i membri della Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto sono tutte persone preziose. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, Sestri Levante, si prepara a festeggiare Nostra Signora del Soccorso. Domani, mercoledì, il Gounod Chorus, diretto da Paolo Sperandio, si esibirà nella messa solenne in onore di Santa Cecilia. L'appuntamento in chiesa è alle 21. Giovedì prende il via il triduo di preparazione alla festa. Domenica prossima alle 11 il Vescovo presiederà la Santa Messa. E l'icona del Ponte Spezzato, un cuore e l'effigie di Maria. Con questa immagine apparsa all'improvviso tra le rocce davanti al santuario di Nostra Signora del Rosario a Favale di Malvaro, così il borgo ha voluto fare memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Ieri sera, in occasione della festa patronale, Favale ha voluto lanciare un segnale di speranza e di vicinanza per la tragedia che ha colpito Genova il 14 agosto scorso. Il gruppo Sparata 1896 con Enzo Pezzolo e tanti altri volontari, pur nel momento della festa, ha spiegato il consigliere regionale Giovanni Boitano, hanno voluto compiere un gesto importante ricordando le 43 vittime del crollo del Morandi. Il ponte di Settembrin, invece, nel comune di Carasco, oltre a essere costantemente monitorato dai tecnici della città metropolitana, non è una struttura gravata da criticità significative. Lo comunica l'amministrazione comunale di Carasco, che vuole così rassicurare gli utenti della strada sulle risposte ricevute dagli uffici dell'ex provincia, ai quali erano state riportate le segnalazioni di alcuni cittadini circa la possibile pericolosità del ponte.
Non qui, voltiamo pagina, non qui. Con questo slogan, 3 cantanti e musicisti locali molto conosciuti e affermati hanno scelto di promuovere un CD e un concerto che avrà come scopo quello di raccogliere fondi a sostegno del Comitato Assistenza Malati del Tigullio. Si tratta di Oriano Castelli, Davide Martinelli e Gioacchino Costa, che il 21 dicembre prossimo si esibiranno al Teatro Sociale di Camogli. Anche se la data è lontana, è già possibile prenotarsi e contribuire a sostenere l'iniziativa. Sentiamo l'intervista di presentazione. Una grande serata per il comitato. Sì, felicissimi di avere aderito a questa iniziativa che prevederà appunto uno spettacolo musicale, speriamo di gradimento, ma stiamo provando e le cose stanno venendo bene, quindi siamo contenti. Il 21 dicembre al Teatro Sociale di Camogli, una serata all'insegna appunto della solidarietà e della buona musica. E come al solito il bene fa bene 2 volte, a chi lo fa e a chi lo riceve. Sarà fatto anche un CD. Un CD che conterrà 12 pezzi, di cui 9 presi dai nostri repertori e 3 pezzi cantati insieme, di cui appunto di questi 3 ci sarà uno che è stato scritto appositamente per questo evento, che si intitola Figli dello stesso accordo. E le prove come vanno? State provando oppure gli artisti alla fine provano la stessa sera? No, non c'è mai niente di inventato, anche se a volte lo vogliono fare sembrare. È un anno che ci stiamo lavorando, è un anno che ci stiamo divertendo, è un anno che ci stiamo conoscendo sempre di più e devo dire che andiamo d'accordo e ci facciamo molto ridere e ognuno si contamina della propria musica. I musicisti si stanno preparando molto bene con tutti i brani che devono eseguire, però il problema, questi musicisti vengono gratuitamente, però ci sono tante spese. Noi siamo partiti per dire che l'incasso netto sarà del comitato, quindi le spese che occorrono per questo concerto sono tante, quindi bisogna sopperire, e per quello che reclamizziamo già ora per avere un aiuto dalle persone, capisci? E le interviste realizzate in occasione proprio della presentazione del concerto saranno trasmesse questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1. Per informazioni sul concerto invece è possibile contattare il numero 347 27 65 518 o seguire l'evento sulla pagina Facebook degli Amici del CAMT. Anche quest'anno diversi comuni del Tigullio, Chiavari, Seste Levante, Moneglia, Deiva Marina e Framura, Mediterraneo Servizi e il Parco dell'Aveto saranno presenti al TTG Rimini, una delle più importanti manifestazioni italiane di promozione turistica che aprirà i battenti domani. Lo spazio riservato alle amministrazioni del Levante è inserito all'interno dello stand di Liguria Together in stretto collegamento con quello di Agenzia in Liguria, ente di promozione turistica regionale. Saranno 19 in tutto gli operatori liguri nello stand da 144 metri quadrati. Inoltre, come lo scorso anno, i comuni del Tigullio saranno presenti in fiera per sviluppare il lavoro di contatto e pubbliche relazioni collegato alla realizzazione della prossima edizione del Discovery Italy Meeting Swiss Europe, la fiera del turismo che per il 3° anno si svolgerà nel Levante Ligure e che verrà presentato agli operatori internazionali, agli espositori durante alcuni momenti di incontro che si svolgeranno proprio a Rimini. Si è concluso con la premiazione dei nonni dell'anno, il 30° concorso di poesia e narrativa organizzato dall'Associazione Culturale Oleudo di Sestri Levante. Il riconoscimento è andato a ben 4 nonni impegnati nella promozione della cultura locale. Sentiamo. Il nonno è colui che trasmette sapere, è il principio che ha ispirato 30 anni fa l'Associazione Culturale Oleudo di Sestri Levante a promuovere un concorso di poesia e narrativa dedicato ai nonni. Da 6 anni l'evento è a carattere nazionale e coinvolge studenti delle scuole primarie alle superiori in tutta Italia. Il concorso Ricerca nelle scuole, Giornata dei nonni ha vissuto il suo momento conclusivo all'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante con la premiazione dei partecipanti e naturalmente dei nonni dell'anno. Tra gli elaborati premiati spicca l'opera collettiva Il passato e il presente della scuola media De Amicis Masi di Atripalda in provincia di Avellino.
Nelle scuole superiori primo premio è ex equo ad Andrea Tosonotto con la poesia Le sue signore e Lorenzo Costa con A questa domanda, studenti rispettivamente della prima A e prima C al De Ambrose Natta di Sesti Levante. Mentre tra gli elaborati delle scuole primarie la medaglia d'oro è andata a Dimitri Delfino che frequenta la classe quinta a Zuccarello in provincia di Savona. Il ruolo da protagonisti è stato quello dei nonni. L'associazione Oleudo ha tributato un commosso ricordo al nonno Bruno Minardi, per molti anni impegnato nelle scuole ad insegnare lingua e cultura genovese. In sua memoria è stata consegnata una targa al figlio Maurizio, quindi un riconoscimento al padre del premio Andersen, David Bixio, scomparso lo scorso 5 agosto. I nonni dell'anno 2018 premiati nel corso della mattinata di festa e ricordo sono stati ben 4. Giorgia Santini, poetessa e abile cuoca con la dedica a poesia e cucina liguri. Sergio D'Urso, noto come Mago Joe, con la dedica a Un treno d'amore. Franco Bampi, nel 2018, nonno per ben 2 volte, con la dedica a cultura e passione per la nostra Liguria. E Vito Molinari, il regista e scrittore, con la dedica Una vita in TV, con Sesti Levante nel cuore. La cronaca: 2 giostrai residenti nel torinese, rispettivamente di 46 anni e 29, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Santo Stefano d'Aveto. I 2 sono stati sorpresi dai militari in una località di Rezzoaglio isolata a bordo di una vettura in possesso di vari attrezzi modificati per l'apertura di portiere dei veicoli e di frangivetri. L'attrezzatura in questo caso è stata sequestrata. E questa mattina, poco dopo le 10:30 in via Piacenza, Chiavari, un camion ha urtato un ciclista. Le cause non si conoscono ancora. L'uomo è caduto ed è stato condotto, dopo essere stato soccorso, in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. E sono ripartiti per il 19° anno consecutivo i corsi della Bottega della Musica al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Venerdì, nella sala Open Music del centro, si è svolta l'inaugurazione delle attività, durante la quale sono stati presentati i corsi e si sono aperte le iscrizioni. Vediamo com'è andata. Sono iniziati i corsi della Bottega della Musica al Villaggio del Ragazzo. Come tutti gli anni offriamo la possibilità ai nostri allievi, che possono essere bambini ma anche adulti, di imparare la chitarra classica, elettrica e acustica, il basso elettrico, la batteria, il pianoforte, le tastiere, la fisarmonica e il canto moderno. Le lezioni si svolgono al Villaggio del Ragazzo, al centro di San Salvatore, nelle nostre sala prova attrezzate, tutti i giorni della settimana più o meno, e quindi ecco, con gioia noi tutti gli anni riproponiamo questo modo di stare insieme e questo modo di apprendere un nuovo linguaggio, che è il linguaggio della musica. Gli insegnanti sono, per quanto riguarda le chitarre classica, elettrica e acustica, Andrea Chirico e Nicolò Strogovic; per quanto riguarda il basso elettrico, Gabriele Delle Piane; alla batteria e percussioni Riccardo Caorsi, e canto, fisarmonica, tastiere e pianoforte la maestra Paola Baratta. Esprime la vita, racconta la vita, diciamo che tira fuori quello che uno ha dentro, quello che incontra, quello che vive. E lo sport adesso si aggiunge di un altro capitolo, la saga sempre più infinita della Virtus Entella. Oggi infatti era atteso il pronunciamento del TAR del Lazio in merito al ricorso della Lega di Serie B e della FIGC contro la decisione del collegio di garanzia del CONI sul caso Cesena, alla luce della quale la squadra biancoceleste avrebbe potuto essere riammessa alla serie cadetta. Con un colpo di scena la Lega di B ha ritirato la richiesta di sospensiva, chiedendo al Tribunale amministrativo di esprimersi direttamente nel merito
e in conseguenza di ciò rinviando ogni decisione ad un'udienza ancora da stabilire, ma che sicuramente non sarà fissata prima del 23 di ottobre. Notizia che leggiamo sul nostro sito, questo perché si legge in una nota diffusa dalla stessa Lega DB, la società ligure non ha impugnato i provvedimenti con i quali la FIGC il 28 settembre e la Lega DB lo scorso 6 ottobre non avevano accolto l'istanza di riammissione dopo la decisione del collegio di garanzia. La FIGC e la Lega B avevano formalmente comunicato alla Virtus Entella che la richiesta di ammissione a partecipare al campionato di B non poteva essere accolta perché le squadre partecipanti erano 19. La decisione del TAR sul precedente provvedimento del collegio di garanzia per la stessa vicenda cesena, alla luce di quanto sopra, non riveste così i caratteri dell'urgenza, in quanto la società Virtus Entella avrebbe dovuto impugnare la previsione del campionato a 19 squadre. Una situazione dunque che si complica ancora di più, ma a tenere alti gli animi dei tifosi l'arrivo a Chiavari di Antonio Cassano. Il giocatore ieri si è allenato allo stadio comunale e a legare la sua venuta a Chiavari l'amicizia con il presidente Gozzi. Sentiamo. Entusiasmo, grande voglia e adesso step by step la cosa importante era ritornare a giocare. Il presidente ha detto è stata una scelta di amicizia per entrambi. Vero? Lo ringrazio veramente di cuore, abbiamo fatto tutto in amicizia, ho chiesto che se mi potevo allenare con loro, mi ha dato grande disponibilità, poi di quello che sarà il futuro non lo so, spero solo che possano ributtare dentro l'Entella perché lo merita. Senti, un rapporto che era già iniziato prima, poi c'è stato un po' di tentennamento da parte tua e adesso invece questa scelta, cos'è cambiato? In te o nel contesto? No. Sicuramente io tempo fa avevo detto al presidente che volevo giocare all'Entella, però poi non me la sono sentita, sono venuto io meno in quell'incontro, però siccome in questo momento qua ho dei figli che iniziano a crescere, la famiglia sta bene qua a Genova, non mi voglio tanto spostare, ho trovato un ambiente speciale con una persona come il presidente che mi vuole tanto bene, se devo ricominciare mi piacerebbe farlo qua. Il rapporto che c'è tra di noi è talmente chiaro e talmente di amicizia che è come si dice in gergo, win-win. Un fidanzamento che potrebbe diventare un matrimonio? Vediamo se lui ce la fa. Il problema è molto semplice, è la sua, come dire, capacità fisica e mentale di ritornare a fare il calciatore. Fant'Antonio in quale categoria giocherà con l'Entella? Non lo so, lasciamo lavorare gli avvocati e i giudici e poi lo sapremo. Ma lei cosa pensa? Non penso, perché come ho detto ho visto cose quest'estate che voi umani neanche immaginate, quindi non faccio più nessuna previsione. Sabato prossimo la società Villaggio Calcio presenterà le leve calcistiche e i giovani che parteciperanno ai campionati di Lega nella stagione 2018-2019. L'appuntamento è in piazza Aldo Moro a San Salvatore di Cogorno di fronte al municipio. La cerimonia inizierà alle 10:30 e si concluderà con un piccolo rinfresco. La sesta edizione del concorso Miglior Sommelier del Vermentino, promossa dall'AIS Liguria, è stata vinta da Mirko Cavalli di Levanto. Le prove finali si sono svolte a Finalborgo. Seconda classificata Maura Gigatti di Parma, terzo posto a pari merito per Vito Santolla, delegazione del Tigullio, Promontorio Portofino, e Francesco Arinci della delegazione toscana. E vediamo le foto della premiazione. Inizia domani l'Assemblea Generale della Compagnia delle Opere Liguria, si terrà a Villa Ronco di Genova. Il titolo dell'happening di quest'anno è Il futuro è già qui. L'inizio è alle 17 con i tavoli tematici degli imprenditori, alle 18:30 l'Assemblea Plenaria dei Soci con il Presidente nazionale Bernhard Scholz. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti previsti per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 10 ottobre. L'Obesity Day è l'iniziativa promossa dall'ADI per sensibilizzare sul tema dell'obesità. Dalle 9 alle 13, nella struttura semplice dipartimentale di dietetica e nutrizione clinica della ASL 4 a Sestri Levante, gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti. Come ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, è possibile visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra, in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Dalle 11 alle 18, in piazza De Ferrari, a Genova, si terrà Un Gol per Genova, la manifestazione solidale a sostegno delle persone danneggiate dal crollo del Ponte Morandi. È organizzata da Lidl Italia in collaborazione con il Comune di Genova.
riparte il Children's Music Laboratory a Santa Margherita Ligure. Dalle 15 alle 17 l'insegnante sarà disponibile nella sede della Filarmonica per illustrare il corso e incontrare i genitori dei bambini che intendono iscriversi. Si riapre l'anno accademico dei corsi di cultura. L'inaugurazione alle 16 al Gran Caffè de Filla di Chiavari. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace, insieme a Marco Revello alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie aggiornate in tempo reale le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.